Oh, va che bella la Roma, tutta enorme che occupa la parte centrale, lei da sola, del Mediterraneo. Bellissimo, finalmente. Signori, nessuna più guerra civile, per ora. Uniparty sta andando benissimo, vedete che ormai siamo in fase di vittoria. Qui stiamo assediando l'insediamento di Mezketa. Qui andremo a insediare Gabata e lo prenderemo. Questi qua saranno i nostri confini superiori. Qui ci vogliono tutti bene, sotto anche, quindi perfetto. Qui siamo in relazioni più o meno buone. Tanta roba, ragazzi. Qui le legioni adesso stanno risalendo piano piano per raggiungere la parte apicale. Perfetto, la Spagna è stata recuperata. La nostra Lodi è ancora presente, ma Rodi, scusate, è ancora presente, ma non è più un problema perché l'abbiamo sostituita con un'altra fazione. Quindi, ragazzi, tanta roba. Finalmente non siamo in una situazione di disagio. A proposito, andiamo a vedere un attimo qui come eravamo rimasti. Ok, siamo al primo turno, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Ci vuole ancora un po' di tempo. L'idea è quella di, se vi ricordate, di far scendere le legioni poi verso Fasfa e poi anche Tigano Certa, direi che sarà il prossimo obiettivo di Roma. Ostile nei nostri confronti, noi andremo sicuramente a prenderla, metteremo probabilmente una legione qua e una legione qui e la attaccheremo comunque con almeno due legioni. Dopodiché passeremo a prendere Fasfa, Gazzaka e direi che ci fermeremo con gli assedi, con gli attacchi ai parti perché non hanno più senso. Benissimo ragazzi, e poi ci avvieremo verso la fase finale, cioè la fase degli attacchi a nord. Bentornati, continuiamo con il prossimo turno. Ok, ci chiedono di partecipare alla guerra contro la Cimmeria. No, non è un problema di Roma, arrangiatevi. Roma non può intervenire per ogni scaramuccia tra questi staterelli inutili. Staterelli, queste cittadine, questi avamposti inutili. Roma non è fatta per le scaramucce. Perfetto, signori. Allora, benissimo, abbiamo ottenuto difensore di Roma. Perfetto, il consiglio è molto contento di questo. 9000, facciamoglielo 9000. 24 già è un po' più impegnativo. 17 potrebbe essere alla portata. Qui ci sono tantissime condizioni non stagionali. Verrà dichiarata tra i parti e questi pure. Vabbè, poveri parti. Ormai sono completamente andati, poracci. Allora, ci facciamo un po' di oro. Editto migrazione, oppure ci facciamo il piombo o della moneta. Ah, moneta non male. Moneta non male, però il piombo mi consente di avere più risorse a livello minerario. Facciamo così a questo punto.
Così andiamo a potenziare Artaxa. Qui a nord sembra tutto a posto, loro si sono rifugiati qua, quindi magari aspetterei sul ponte a questo punto prima di attaccare, di dichiarare guerra, anche se in realtà non sembrano moltissimi. Potremmo anche dichiarare guerra, effettivamente. Andiamo a vedere un po' qui la situazione. Sabotiamo l'esercito. Vediamo. Aia. Ai 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 ai. Sono tanti. Ah, ho un'altra spia. Vediamo. No, 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 no. No, 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 ho sbagliato. Porca miseria. Misclick. Misclick, vabbè. Wow. Wow. Questa è tosta, eh. Questa è tosta. Ok. Va bene. Ok. Cerchiamo di rimanere dentro il più possibile. Qui le cavallerie le abbiamo fatte. Facciamoci una corte di avvocati. Ah, non lo so. Non lo so. Allora, vediamo un attimo qual è la situazione. Spostiamoci prima di tutto qua, in modo tale da difendere Atra. O almeno provarci. Ok, però qui possiamo reclutare un po' di unità che ci servono, eh. Guardate qui. Allora, le cavallerie sarebbe tanta roba. Ci mancano 4 unità, quindi io farei una di sicuro, 2 di sicuro. Vorrei un altro di questi, ma mi dice che è impossibile perché? Boh, non ho capito per quale motivo. Ci prendiamo magari un'altra cavalleria. E a questo punto danno proiettili. Ah, interessante. Allora, ce ne prendiamo un'altra e facciamo un'altra ancora. E le riempiamo il roster così. Facciamo così e lo riempiamo perché ci serviranno. Va bene, va bene, va bene. Allora, qui a che punto siamo? Fatemi vedere. Ok, decisamente meglio. Adesso abbiamo una testuggine, 2 scale a pioli. Ok, testuggine, tanta roba. Però io continuerei l'assedio per ora. Per ora continuerei l'assedio e potremmo dichiarare guerra anche a Gabata. Gabata che sta cercando di reclutare gente, ma io potrei metterli in difficoltà. È un po' rischioso, però lo facciamo, dai. Dichiariamo guerra, entra Sparta e queste altre due. Ok. E ora li attacchiamo. E li teniamo circondati. Ok. Ok. Quando l'insediamento di Artaxa sarà un po' difendibile, o comunque quando questi si allontaneranno, porterò le legioni a Mischeta e cercherò di prenderle, cioè di prendere la città, andare in supporto di Mischeta magari il prossimo turno e poi sposterò la legione, una tornerà ad Artaxa e l'altra si fermerà, cioè andrà a Gabata, così in modo tale da essere sempre in superiorità numerica. Non facile, comunque. Ok. Qui non voglio spendere troppi denari. Vediamo cosa ci dice qui. Bene, popolazioni motivate, perfetto. Adesso andiamo nella parte spagnola, tiriamo su tutte le unità come devono essere. Quindi tu nel Besonto, tu Mediolanum,
come prima stazione e tu te ne vai a Marsiglia. Ok, bene, le nostre truppe si stanno muovendo, qui la situazione sembra buona, sembra parecchio buona, perché comunque abbiamo... Ma ci sono ancora in giro? Che sono ancora in giro questi? Come se non li avessi sconfitti. Vabbè, comunque la situazione qui si è ripresa abbastanza bene. Qui abbiamo anche pompato un po' le città. Ci prendiamo un po' di agricoltura. Qui non dimentichiamoci ancora, facciamo i campi di Marte o la produzione. Facciamo i campi di Marte, dai. Facciamo i campi di Marte, la facciamo un po' più militare. Va bene, e direi che ci siamo. Direi che ci siamo alla grande. Potenzio un po' il boschettino qui, il tempio di Cerere, e direi che, ragazzi, l'abbiamo terminata. Ok, dai, andiamo sul fine turno. 63.000, ragazzi, per Roma. Tantissimo. Tanto la flotta che torna al porto e recupera. Bene. Ci sfidano. Ci sfidano. Sfida accettata, signori. Giochiamocela. Ok, ragazzi, siamo in mezzo alle verdi praterie, con un bel altopiano qui. Già prevedo una bella carica di cavalli. Why not? Why not, signori? Allora, già prevedo una bella carica. E allora mettiamo i nostri tiratori, li mettiamo esattamente qui. E ce la giochiamo in difesa, signori. Questi li mettiamo qui. Loro li mettiamo... no, li mettiamo qui a supporto. Così. Ok, iniziamo la battaglia, signori. Portiamo subito le nostre cavallerie qua. Che ci sarà una bella discesa del nemico. Ok. Ok, andiamo un po' più avanti, che secondo me è meglio. Quick march! At speed! Quick march! Ready and waiting! For Rome! Evocati! Ready! At speed! At the double! Your orders! At speed! Melee infantry at your command! At speed! Orders! Advance at speed! Commander! At speed! Proud Romans all! Quick march! Missiles ready and waiting! Ok, i nostri hanno già iniziato a tirare, vabbè, ok. Fermi però. Tirate qui. Per favore. E signori, cavalleria in arrivo. Mamma mia, che goduria.
Attenzione intanto al tiro, ottimo. Cavalleria in arrivo dal dietro. Attenzione. Non avevo visti questi. Puntiamo questi per favore. Così, grazie. Testuggine. In arrivo le cavallerie. Ok. Ok. Attenzione a questi. Ah, ci investono. Ok. Ok, bene. Qui c'è l'attacco. Ok. Attenzione. Attenzione a questi. Vai ragazzi, square, per favore. Arretrate. Avanti. Voi qui. Ok. Andate alla caccia, per favore. Ottimo. Ottimo. Ok. Adesso basta questi però, eh. Ho rotto le scatole. Ok. Ok. Ci siamo, signori. Qua. Andiamo avanti. Finalmente non c'è il bug. Ok, quelli sono là da soli, ma va bene. Ok. Andiamo a intercettarli tutti. Ok, anche qui ci stanno lasciando. Ok. Fermi voi. Ok. Voi fermi. Ok, dov'è la mia cavalleria? Qua. Non fatevi infilare qui, per favore. Attenti adesso al tiro. Schieratevi così. Formazione e andate a prendervi il tiro voi. Ok. Ok. Ok, perfetto. 3 cavallerie di qui, per favore. Voi riformatevi. Ok. Ok. Ok, pronti a tirare. Tirate su questi. Giusto una salva. Ok, mettetevi in formazione. Ok. Ok, quanto ho di tiro? Ah, poco. Fermi. Tirate su questi, molto meglio. Voi portatemi in avanti. Ok. Ottimo, vabbè, qualche danno l'abbiamo fatto. Ok, recuperiamo le cavallerie. Dai ragazzi, facciamo fuori sti maledetti. Piano ragazzi, perché qui c'è l'artiglieria che tira. Dai ragazzi, fate fuori sto generale maledetto. Ok, facciamo il giro.
perso una cavalleria. Ok, infatti, era di qua. E questi? No. Grave errore. Grave errore. Vai ragazzi. Ok. Andiamo a schermaglia. Ok. Attenzione. Attenzione. Ok, loro li portiamo indietro. Ormai hanno dato. Io di qui. Io di qui. Questi sono messi male. Attenzione. 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 Ok, dai che ci va abbastanza bene. Buono. Perché non hanno un grande morale. Però la stiamo rischiando, Però la stiamo un po' rischiando, soprattutto qui. Allora, il mio generale dov'è? Ok, qui. Ok. Usciamo un attimo da questa brutta situazione. Ok, qui c'è bisogno di una cavalleria, ma ci pensiamo dopo. Dai ragazzi, giratevi e puntatelo. Ok, voi tornate qui. Ok, sono arrivati loro. Ok, dentro di qui. Ok, qui è fatta. Qui. Ragazzi, cardiopalma, Ok, qui li abbiamo catturati. Perfetto. Questi si dovrebbero sbriciolare a brevissimo. E infatti stanno andando. Ok. Ok. Caccia di quelli, forza. Ok. Ok, qui la cavalleria è arrivata. Mi stanno cedendo, ottimo. Di qui. Forza. Ok, qui sono andati. Tutti dentro qui allora. Dai, 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 dai. Dai, 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 ragazzi, forza. Guarda qui che bel macello. Bello. Bellissimo. Cavalleria e unità che non danno tregua. Dai ragazzi, forza, 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 forza. Ok. Ora arrivano i nostri. Ottimo. Attenzione. Ok. Qui è fatta. Portiamo la cavalleria un po' fuori. Voi tornatevene qui. E perfetto signori. Terminiamo la battaglia. Perfetto. Sconfitti anche loro. E niente ci può fermare. Ottimo. Tentati a rompere l'assedio, sono stati ricacciati e direi che ricacciati e anche fatti fuori. Ottimo. Al prossimo giro la catturiamo la cittadina. Ok, altro generale che va in trionfo, perfetto. Nuova nascita, va bene. Eccolo qui il generale che è andato in trionfo. Ottimo, ottimo signori. Allora, dicevo, terminiamo questo assedio. Ormai non c'è più nulla da fare per loro. È in modalità protezione, così perdiamo meno uomini possibili. Perfetto.
questa cittadina è nostra e la andiamo a radere al suolo. Ready for battle. Perfetto, ora diventerà un insediamento di Roma. Ottimo, al pari dei suoi. Buttiamoci dentro. Ah, legno, ottimo, legno mi serve. Phasis è questa, ok. Quindi abbiamo detto lo buttiamo sul commercio. Va bene, quindi qui c'è il legno, qui potremmo fare effettivamente i potremmo fare allora questo e facciamo la fattoria. Perfetto signori, abbiamo conquistato anche Gabata. Ottimo, adesso abbiamo una visione molto più estesa. Ottimo, manca solo da tirar giù questo insediamento. Vediamo come sono messi. Ok, ci dà vittoriosi con la testuggine. Va bene ragazzi, direi che vediamo quanto ci dà. 69, no, li facciamo ancora cuocere un pochettino, perché 69 per prendere una cittadina mi sembra un po' troppo. Bene, qui potenziamo le strutture. Andiamo a vedere un attimo di riuscire a bloccarlo. Non me lo fa fare. Non so perché. Vediamo. Ok. Ok. Blocchiamo il movimento. Vediamo. Niente, non ha funzionato. Niente, questo non me lo... Ah, adesso sì. No, non è vero. Ah, no, sì, sabato a scorte. Vediamo. Ferita. Aia. Artaxa non voglio lasciarla perché ci ho investito troppi soldi. Cosa fanno questi qui? Izzega. Quanto sono corazzati anche loro. Vabbè. Allora, qui abbiamo i legionari che possono potenziarsi benissimo. E non solo loro, ragazzi. E non solo loro. Ok, ottimo. Ora andiamo verso Gazzaka e vediamo un attimo com'è la situazione. Andiamo a fare un'imboscata. Ok, così controlliamo anche quel passo lì. Perfetto. Qui c'è stato un upgrade evidentemente da qualche struttura. Ok, l'abbiamo potenziati. Qui ci starebbe farla una roccaforte militare. Ok. Allora, va bene. Va bene. Va bene. Quanto sono messi? A 100 con 12. Ah sì, facciamolo. Facciamo un pesciolozzo. Qui stanno recuperando, perfetto, quasi recuperato totalmente. Anche qui, ottimo. Perfetto ragazzi. Perfetto, tra l'altro stiamo facendo una tech. Ah, avevo scelto le militari. Vabbè. Wow, questo qui ci dà tantissima ricchezza e ci dà anche meno corruzione. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Continua l'esodo delle legioni romane, che adesso pian piano si divideranno nei loro tragitti. Ok, perfetto. E tu vieni qui. Ok. Mi stanno ridistribuendo, andando a tenere manforte, diciamo, da dare manforte al nuovo... come si dice, al confine, perché insomma ci vuole un po' di resistenza al confine. Qui vediamo. Wow, guardate quante armi ho a disposizione, bellissimo. Allora, questo scorpione romano, questa è una versione più evoluta che spara più colpi al minuto ma fa meno danno, però non sembra male. Danno ai proiettili 162, un po' meno, portata 280, un po' meno la portata, però ragazzi fa un danno incredibile, una specie di machine gun. E qui invece c'è l'onagro romano.
Mm. E tiratori. Va bene, allora ci facciamo un onagro romano, Are you ready to serve una di Rome? queste belle macchinine. E poi, allora il tiro è qui in realtà. Io mi farei delle truppe per la difesa, onestamente, tipo i legionari corazzati. Ok. Sì, un po' così, però vabbè, ci facciamo i legionari corazzati. È che, no, non mi piace. Allora, facciamoci la cavalleria, che è sicuramente la cosa migliore. E va bene così, dai. Perché non mi piace avere solo una cavalleria di attacco. Va bene così. Allora, ora qui quante possiamo fare l'upgrade? Fino a qui. Ok. Perfetto. Fatto l'upgrade a tutti. Meno 1 di cibo. Brutta roba. Molto brutta come roba. Ok, adesso mi arriva qualcosa di cibo da altre parti, però insomma non proprio il massimo. Perché ho costruito anche tante strutture, ragazzi. Vabbè, mi arriva il cibo anche da qui, va bene. Qui potremmo fare l'upgrade per i prossimi turni. Qui c'è una pestilenza che sta colpendo tutti. Questo quasi quasi lo vado a togliere. Andiamo a toglierlo. E poi ora qui c'è altro cibo che posso andare a prendere. Andiamoci a fare questo. Ok, e poi vedremo. Allora, intanto nella versione qui direi che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Mischeta ormai è stata inglobata al di là delle linee, quindi direi che ci siamo. Sì, ci siamo. Esatto, ormai questa è solo questione di tempo che cada. Veramente questione di tempo. Questa che sia, penso che sia pelle questa. E guadagneremo, no, sul bestiame forse, e guadagneremo comunque tutta questa regione. Qui ormai si è formata una sacca difensiva, come vedete stiamo iniziando a circondarli. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 regioni per prenderci questa parte qui, ottima. Qui addirittura vedo che il generale, andiamo a vedere un attimo, il generale ci sta dando dentro, guardate, mamma mia, poveri parti, poveri parti. Esercito degli immortali addirittura. Comunque ci stanno dando dentro, quindi sono contentissimo di questo. Questi mi stanno difendendo questa cittadina qui, Ektabana. Bene, sono contento. Vediamo se riesco a prendere delle unità adesso. Un po' più, sì, potrei prendere queste unità qui, ma non sono in budget. Va bene. Magari ci prendiamo, allora questi li congediamo e ci prendiamo uno di questo. Ok, perché quelli non avevano più senso di esistere, secondo me, per ora. Va bene. E siamo a posto, ragazzi? Sì. Siamo a posto. Guarda qui quanta roba ho costruito, mamma mia. Sempre più roba. Vabbè, ci sta che crescendo non abbiamo il cibo, signori. Ci sta tantissimo. Va bene, direi che il minutaggio l'abbiamo ricevuto, cioè l'abbiamo utilizzato bene. Guardate qui adesso le legioni che pian piano andranno a presidiare i confini di Roma, pronti per un attacco, perché ricordiamo che comunque i Suebi ci vogliono bene, ma saranno dei prossimi nemici. Abbiamo una legione qui che controllano più o meno le zone. E poi qui abbiamo un assembramento di legioni veramente molto molto alto. Qui non abbiamo neanche un'altra? No, non ce l'abbiamo. No, però direi che queste andranno a delineare bene il confine.
Bene, sono muy contento. Bene signori, grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Mi raccomando, sostenete la serie. Ciao ragazzi.